mentre Cami Calvisano batte Arix Viadana 19-10. Ecco, allora, grandissima impresa, do subito la parola intanto a Federico Fusetti, poi anche al giovane talento del Petrarca Enrico Patrizio. Grandissima impresa, dicevo, del Petrarca che batte nuovamente il Benetton dopo averlo superato ed è stata l'unica squadra a farlo in campionato. Già questa doppia vittoria, insomma, deve essere motivo, Federico, di grande orgoglio per il Petrarca. Sì, io credo che sia arrivata con lo spirito giusto il Petrarca a questa partita di semifinale, nel senso che insomma, quello che dovevano dimostrare i ragazzi l'hanno fatto durante la stagione. È stato un anno, credo, che abbia dato risultati, e quindi che l'obiettivo prefissato, che era quello di arrivare insomma, tra le prime, sia stato raggiunto. Sono arrivati tranquilli, l'idea era quella di giocare al plebiscito. Sì, stiamo vedendo proprio le immagini. Certo. Questo è proprio l'inizio, c'è stato subito un calcio piazzato a favore del Benetton, Federico. Poi dicevo il fatto che comunque il Petrarca è arrivato alla fine della stagione, ha fatto partecipare i tifosi a questa gioia della semifinale. C'erano circa 5.000 persone, ma sicuramente sarebbero state di più, dicevamo prima con Enrico, se il tempo fosse stato un po' più clemente. E contando che c'era anche la diretta Sky. C'era anche la diretta, che c'è sempre insomma, in queste partite ovviamente di semifinale, anche quindi il prossimo turno. Quindi un po' tutto insomma, la capacità di arrivare con serenità a questo appuntamento è stata forse la cosa che ha fatto la differenza anche col Benetton, che mi è sembrato un po' più contratto, un po' più come se temesse in un certo senso il Petrarca. Sicuramente è stato un buon così, segno, sicuramente. Però sì, forse il Petrarca, non avendo più nulla da dimostrare, ha giocato molto rilassato, mai si sono fatti prendere dal panico. Insomma, c'è stata un'atmosfera in campo che era quella giusta per ottenere il risultato. Adesso secondo me comunque il Petrarca ha mantenuto l'imbattibilità casalinga, quindi nessuno ha vinto al plebiscito in tutta la stagione, ha battuto 2 volte su 3 il Benetton finora delle 3 partite giocate. Credo che vadano a Treviso insomma molto tranquilli, sarà quel che sarà, però ormai quello che devono dimostrare l'hanno fatto. Chiaro che adesso è chiaro che loro vogliono andare a Treviso per giocarsele, per vincere, questo penso sia naturale, però dall'altra parte c'è comunque la squadra campione d'Italia in carica, che ha dalla sua insomma la capacità, credo, di vincere le partite che servono, come questa. Ricordiamo 23 scudetti conquistati in 2, no? 23 scudetti conquistati in 2, l'ultimo proprio i detentori sono proprio quelli del Benetton Treviso, che vediamo qui, che deve difendere proprio il titolo. Enrico, allora... Sì, tra l'altro va detto che Enrico ha segnato l'unica meta della partita, ecco, poi. Ci arrivavo Scusa, subito, ti ho rubato la battuta. Ci arrivavo subito perché in effetti è stato determinante, Enrico. Ecco, giocare contro il Benetton in un derby così è già di suo una partita molto sentita da Padova, dai tifosi, dai giocatori anche padovani. Poi sei nei playoff, sicuramente acquista ancora un valore aggiunto. Beh, diciamo intanto che sì, giocare contro una squadra con così tanto blasone è sicuramente qualcosa di stupendo. Giocarla poi in casa con tanta gente che ti fa il tifo per te, che ti sostiene, è un altro punto in più, diciamo, per dare proprio il massimo in campo. Arrivare poi ai playoff, quando comunque all'inizio stagione non erano aspettati ma voluti, diciamo, dopo tanti anni che il Petrarca cerca comunque di inseguire questo obiettivo molto che manca da un bel po' di tempo. Comunque giocare questa partita è sicuramente qualcosa di splendido e che ti obbliga a dare il massimo, insomma. Ecco, era sentita da tutte e 2 le squadre, come diceva anche Federico, forse più ancora dal Petrarca, visto insomma anche l'importanza della posta in palio e forse anche del campo, insomma abbastanza pesante, visto che ha piovuto abbondantemente a Padova sabato. Un po' ne ha risentito anche il gioco, Federico. Non lo so sinceramente chi ci abbia rimesso di più. Sicuramente sulla carta doveva essere il Benetton la squadra sfavorita dal campo pesante, perché si pensa, quando pensi Treviso, pensi ai 3 quarti che ha, pensi a Brendan Williams, cioè il giocatore che bene o male fa sempre la differenza quando gioca nel campionato italiano. Però anche il Petrarca alla fin fine ha dimostrato che quelle palle che ha giocato al largo, che ha aperto con i 3 quarti, che ha mosso per il campo, è stato pericoloso. E quindi tutto sommato credo che tutte e 2 le squadre abbiano risentito del campo un po' pesante. Quindi non so, al ritorno si presume che il campo sia asciutto, poi alla sera temperatura fresca, può darsi che sia anche uno spettacolo migliore, a patto che le 2 squadre giochino con serenità, insomma, senza pensare troppo al risultato, perché credo che la tattica, quindi la paura di sbagliare, abbia un po' condizionato entrambi, forse, ripeto, di più il Treviso sabato scorso. Ecco Francesca, andiamo a leggere questi messaggi che sono arrivati ancora prima, quando si parlava di pallavolo, sempre riguardo al rugby.
Sì, allora, il primo messaggio Ringrazio arriva da... Fanny della redazione intanto, scusami. Sì, Ecco. ci scrive Marco, potete spiegare le regole per passare il turno? Da profano non ne capisco più di tanto. Ecco, questo lo spiegheremo tra pochissimo. Sì, poi Luca, complimenti al Petrarca da un tifoso del Viadana, speriamo di ritrovarvi in finale. E infine, visti i problemi delle seconde linee, mi aspetterei che sabato in touche, ecco, mi aspetterei che sabato Fanny, insomma, scritto velocemente. Presutti